L'Ordine degli Architetti traccia un bilancio delle attività svolte nel passato 2021, attività servite a stimolare la politica sul tema delle infrastrutture per il territorio agrigentino, formazione specialistica e rilancio dell'architetto come una figura centrale nei processi di trasformazione del territorio e tecnico specializzato a servizio dei cittadini. Questi gli obiettivi perseguiti dall'Ordine degli Architetti nel 2021. Si è appena concluso il 2021, l'anno che ha segnato il mio ritorno da presidente dell'Ordine dopo la costruttiva e decennale esperienza maturata al Consiglio Nazionale degli Architetti. Devo dire che è stato un ritorno molto impegnativo e stimolante, grazie all'affetto e alla fiducia mostratami dagli amici architetti in occasione della consultazione elettorale dello scorso mese di maggio. Ma al tempo stesso devo dire che è stato un ritorno molto facilitato dalle condizioni ottimali in cui ho trovato l'Ordine per il prezioso lavoro svolto dal Consiglio uscente e in particolare dal mio predecessore Alfonso Cimino. Devo dire che quest'anno, sin dalle prime battute, ho avuto il piacere di apprezzare le grandi capacità di questo nuovo Consiglio neoeletto. Consiglio che, nonostante sia insediato da poco più di 6 mesi, ha già portato avanti una serie di iniziative notevoli con l'obiettivo di promuovere l'architetto non solo come figura centrale nei processi di trasformazione del territorio, ma anche come figura specialistica dei vari settori in grado di offrire servizi ai cittadini, come per esempio nel campo della rigenerazione urbana, offrire supporto a quei cittadini che intendono fruire degli incentivi fiscali per valorizzare, per riqualificare la propria casa dal punto di vista sismico o energetico. Lungo questo percorso, sin dalle prime battute, abbiamo pensato di dare priorità assoluta alla formazione dell'architetto, ritenendo molto importante la figura che svolgiamo sul territorio. Un altro evento che ritengo importante è il convegno sulle infrastrutture dello scorso 30 ottobre, tenuto unitamente alla rete delle professioni tecniche con l'obiettivo di stimolare la politica affinché le infrastrutture vengano realizzate concretamente, le infrastrutture che sono oramai indifferibili e indispensabili affinché il territorio agrigentino possa valorizzare, possa capitalizzare le proprie straordinarie potenzialità ambientali, culturali e paesaggistiche. A fronte di queste iniziative poi ci sono i servizi che stiamo portando avanti. Mi riferisco ad esempio al servizio per l'uso della piattaforma sismica, mi riferisco allo sportello bandi o ancora allo sportello edilizia ed altro ancora. Siamo a fine anno, stiamo cominciando a lavorare per programmare le attività che porteremo avanti nel prossimo 2022. È concluso il 2021 a livello ordinistico con la fine di un mandato, con un consiglio uscente meraviglioso, di una grande famiglia che ha lavorato per 4 anni per non solo l'Ordine degli Architetti ma per la provincia di Agrigento, per il nostro territorio, per i nostri centri storici, di cui ha visto nel febbraio del 2021 aver realizzato un evento importantissimo sulla nuova legge urbanistica siciliana, un evento in cui a livello mediatico ha visto più di 3.000 partecipanti, questo anche grazie a un risultato di 4 anni di grande lavoro. 4 anni di grande lavoro di cui devo essere grato al fatto di aver creato una squadra che non era solo il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, ma era una squadra formata con il vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Rino Lamendola, con la Fondazione Architetti del Mediterraneo presieduta da Piero Fiaccabrino, che a conclusione del mandato ci ha visti impegnati
in una strategia, in un progetto importante che non era solo quello di lasciare l'ordine, ma quello di pensare al futuro dell'ordine. E il futuro dell'ordine oggi è egregiamente presieduto da Rino Lamendola, con un consiglio che è espressione di un territorio fatto da colleghi validissimi, e devo dire che da presidente uscente, da già presidente, la sensazione è quella di essere comunque facente parte di una squadra con cui si lavora per l'interesse degli architetti.